nel pomeriggio stesso del fatto, confermo che la finestra su cui si è concentrata la mia attenzione immediatamente dopo aver udito il colpo è la quarta dell'edificio di destra, che corrisponde a quella del bagno. Sì. Si può dire con esattezza quale finestra era? Sì, è vero questo che ho detto, l'ho fatto questo, cioè nel senso che ho guardato la mia destra, ho guardato questa finestra, la prima finestra dove mi è caduto l'occhio è stata questa finestra, poi però ho dato una visione generale, ho guardato anche in alto. Però perché lei ha guardato quella finestra? Ma perché? Così, anche perché girando lo sguardo la prima finestra che mi è venuta così sotto gli occhi è stata Guardi, quella. io le contesto che lei usa un'espressione molto precisa, dice la finestra su cui si è concentrata la mia attenzione, non parla affatto di uno sguardo casuale. Allora le chiedo, perché la sua attenzione si è concentrata su quella finestra? Di la verità non so perché mi sei concentrato proprio su quella finestra, comunque io ho guardato questo stabile, ho guardato questa Senta, finestra. ricorda se le imposte di quella finestra erano chiuse o erano aperte? No, mi sembra che fossero aperte. Senta, lei ricorda se le finestre Cioè mi sembra che fosse non proprio spalancate, mi sembra che fosse socchiusa, non proprio chiusa, insomma. Lei ricorda se le altre finestre erano chiuse, aperte o socchiuse? Ma alcune indubbiamente erano aperte, altre erano chiuse, ma non mi ricordo bene a distanza di un anno quale piano era aperta, quale si era chiusa. Mi ricordo che alcune faceva caldo quel giorno. Nel momento in cui lei ha dato questo sguardo d'insieme comunque a tutta la facciata del palazzo che si trovava, dell'edificio che si trovava alla sua destra, ha visto persone esporte ad una di queste finestre? No. Ha visto delle mani che si ritraevano? No. Quando lei dice istintivamente ho guardato in alto allo scopo di vedere qualcuno alle finestre con esito negativo, voleva dire che non ha visto nessuno alle finestre o che le finestre erano tutte chiuse? No, che non ho visto nessuno. È stato immediato lo sguardo che lei ha dato rispetto alla percezione del rumore? Nell'immediato, prima ho visto cadere la ragazza, ho visto la scena della ragazza che cadeva e ho girato lo sguardo al momento in cui la ragazza ha iniziato a dire hanno sparato, mi è venuto spontaneo girarmi. Senta, tornando alla circostanza del sopralluogo, lei ha sostanzialmente confermato che la procura o la polizia giudiziaria in genere, comunque gli interrogatori avevano indicato... No, non ha mai confermato una cosa simile. Non ha confermato per niente. Ecco, allora se può rispondere in merito a questa circostanza. Io le avevo letto... Sì, lei aveva fatto una domanda, ma ancora non ha risposto. Può rispondere? O vuole che le rilegga il Forse passaggio? non ha capito bene, forse è bene che lei ripeta, stia attenta allora, là dove si parla di finestra, perché lei ha dato una certa versione. Sì. Allora, nel verbale del 9 maggio, che è un verbale relativo ad un interrogatorio, se lei lo ricorda, che ha una certa durata perché inizia alle 14:10 e prosegue anche nel pomeriggio inoltrato nel sopralluogo. Ricorda questa circostanza? Io ricordo che il 9 maggio sono stato sentito dopo il fatto negli uffici del posto di polizia dell'Università della Sapienza. Perfetto. Poi alle 18 le risulta che è intervenuto il dottor La Speranza della Procura della Repubblica. Se lei parla di sopralluogo, il sopralluogo non l'ho fatto il 9 maggio, questo lo ricordo con chiarezza. Non lo ha fatto? Il 9 maggio, questo lo ricordo con chiarezza. Allora, alle 18:45, ad ulteriore integrazione di quanto sopra, ditta Andrea Precisa, recatomi nuovamente sul luogo. Sì, è vero. Lo ha fatto quel giorno o no? Sì, se l'ho detto a verbale, lo ripeto, è passato un anno, lo ricordo, le idee, e posso avere l'idea del fatto dell'accaduto quando la ragazza mi è caduta, però tutti gli avvenimenti che sono seguiti a un momento sono stati talmente tanti. Quindi alle 18:45 lei è tornato sui luoghi, sì. È tornato insieme al pubblico ministero e ad altro personale di polizia giudiziaria. Mi sembra di sì, sono tornato insieme Ecco. e altro personale di polizia.
Ricorda se alle ore 18, intervenuto il pubblico ministero, lei ha risposto in questo modo, ovvero sia: preciso che al momento in cui ho udito il colpo l'autovettura si trovava al lato delle due ragazze, quindi rispetto al punto da voi indicato come quello da cui presumibilmente è stato sparato il colpo. Sì, l'ho detto a verbale, lo confermo. Ecco, cosa conferma? Confermo questo. Che le è stato indicato un punto dal quale presumibilmente il colpo era partito, e se sì, qual era? Io ho detto che girando lo sguardo ho fissato, mi è venuto spontaneo e mi è caduto lo sguardo su questa finestra del piano terra, dopodiché, dopo aver visto questa finestra del piano terra, ho alzato lo sguardo. Questa era la finestra socchiusa? Sì. Dunque, le ragazze si trovavano a camminare a 4 metri di distanza da lei nel momento del colpo, è così? Sì, 4-5 metri, però erano molto, rispetto alla finestra, io la finestra l'avevo... Sì, aspetti, mi faccia completare la domanda. Al lato vi era l'auto? Al lato delle ragazze? Sì. Sì. Si ricorda che auto era? È un'auto di piccola, dimensioni piccole. Mi sembra che dissi che fosse un 126. Poteva essere una mini minor? Sì, poteva essere, perché le dimensioni erano... Ricorda il colore? No. Non ricorda neppure se era chiara o scura? Mi sembra che fosse... No, non lo ricordo. No. Allora, nel momento in cui lei dice in corrispondenza della traiettoria seguita dal proiettile, vuol dire che la traiettoria seguita dal proiettile, secondo lei, proveniva dalla sinistra delle due ragazze, quindi dalla sua destra, in maniera perpendicolare? No, non ha usato il termine perpendicolare. Allora, rispetto al punto da voi indicato come quello da cui presumibilmente è stato sparato il colpo, in corrispondenza della traiettoria seguita dal proiettile. Ci può dare spiegazione più articolata di questa sua considerazione? Per essere più preciso, lei ritiene che il punto dal quale aveva in quel momento ritenuto di sentir provenire il rumore, l'autovettura che transitava e le due ragazze fossero collocate su una stessa linea? No. Ecco, allora ci può spiegare come erano collocate? Le ragazze erano, non erano in linea d'aria di quella finestra dove io ho dato lo sguardo. Se questo che vuole sapere, non erano proprio in linea d'aria, erano ancora un po' più indietro, parecchio più indietro. E quindi la macchina ha già passato quella finestra dove mi è andato lo sguardo, poi appena quasi lo sportello di guida, cioè se il guidatore avesse aperto lo sportello in quel momento avrebbe sicuramente colpito una l'anca di Marta, cioè se avesse aperto lo sportello avrebbe tranquillamente colpito l'anca di Marta. E proprio al passaggio dello sportello, il passaggio della macchina, quindi quando lo sportello era a fianco alla ragazza, ho visto... L'autovettura comunque si veniva a trovare sulla linea di tiro, se così posso esprimermi, rispetto a questa impressione della provenienza. Cioè era accanto al corpo, adesso non so se era sulla linea di tiro, comunque era accanto. Mi può dire quando è che ha saputo che la finestra socchiusa, che lei riteneva essere stata nell'immediatezza del fatto la provenienza del rumore? No, scusi, ma questa è un'altra cosa. Non l'ha mai detto. Cioè c'è una completa necessità di livelli fra quello che dice il testimone e quello che sta dicendo l'avvocato difensore. Forse è un altro processo. Io vorrei che terminasse la domanda, poi interveniamo. L'abbiamo bloccato prima ancora che finisse l'intera proposizione. Ha fatto una domanda assumendo che il test aveva già dichiarato una cosa che non è esatta. Ecco, vuole ripetere così? Allora,
Io faccio un passo indietro così rendo più lineare. No, ripete la domanda. Sì, volevo sapere integralmente. Volevo sapere quando è che ha saputo che cosa vi era all'interno della stanza dalla quale aveva ritenuto che provenisse il rumore che aveva percepito. Ma questo non l'ha mai detto il testo. Allora io faccio un passo indietro, Presidente, allora è così necessario fare il evito passo opposizione indietro. e decisioni. Certo, prima faccia la domanda relativa al passo indietro. Quando lei ha detto ho concentrato la mia attenzione immediatamente dopo aver udito il colpo sulla finestra che corrisponde a quella del bagno, se questa sua attenzione si è concentrata su quella finestra in quanto istintivamente riteneva che il rumore di lì provenisse. Ma il testo ha già risposto Ma a su questa questo domanda. punto ha già dato una risposta. Allora, se ha dato una risposta in questo Ma non senso... è così. Il testo ha detto una cosa diversa, se mi si consente. Prima Allora sentiamo la sentiamola. registrazione su questa questione della finestra. Così vediamo se possiamo fare un passaggio successivo. Allora, può ripetere? Sinteticamente, allora lei cosa ha fatto? Appena Allora- sentito il botto, che ha fatto? Appena ho sentito il botto e ho visto la ragazza cadere, non appena la ragazza è caduta e l'amica strillava, hanno sparato e si è allontanata, e posso anche adesso ho un'immagine nitida, ricordo, Vediamo. che si è avvicinata a una persona, si è coperta dietro le spalle di questa persona, e che adesso ricordo che c'era una persona con una tuta blu, ha detto alle pulizie, che stava là sul marciapiede. L'ho scordato di dire prima, però lo ricordo adesso. Dopodiché ho dato lo sguardo verso lo stabile destro, ho guardato, mi è chiusa l'attenzione su queste prime finestre basse che avevo. A piano terra? A piano terra, sì, e dopo aver fissato queste finestre ho dato uno sguardo al generale, ho guardato il fondo e l'alto, cioè insomma anche indietro, mi sono buttato anche indietro, ho guardato un po' tutto quello che potevo vedere alla mia destra. Sì. E ho composto il numero del 100, ho fatto poi il numero del 113. No, la domanda è, per chiarire una volta per tutte, lei ha guardato quella finestra perché ha avuto la netta sensazione, o senza netta, la sensazione che il rumore che ha sentito provenisse da quelle due finestre? Questa è la domanda. Perché ha guardato a Ho destra? guardato a destra perché il rumore l'ho sentito da destra e ho sentito che era un rumore diciamo, non diritto, non in linea d'aria al mio orecchio, ma l'ho sentito un po' distante, e quindi mi è venuto spontaneo guardare queste finestre che mi erano un po' più avanti, basse. Del piano rialzato. Del piano rialzato. E quindi la domanda era, visto che lei ha avuto questa sensazione, quando è che ha saputo che quelle finestre corrispondevano al bagno dei disabili della facoltà di Se statistica? l'ha saputo. Perché, no, gliel'ho contestato perché risulta dal verbale, quindi qualcuno gliel'avrà detto o lo sapeva per scienza propria? Questa è la domanda. No, per scienza mia propria non lo sapevo. Quindi gliel'hanno detto. Dopo ho saputo che erano E delle pare che lo sapesse. Dopo ha saputo che cosa? dopo ho saputo che quelle erano delle finestre del bagno, però per scienza mia propria non lo sapevo che erano sinceramente finestre del bagno. Non lo so, glielo stiamo chiedendo perché qui si dice ho notato la finestra socchiusa che dopo ho visto corrispondere ad un bagno della facoltà di statistica. Quando l'ha saputo? Sì, Nel ovviamente sopralluogo? che si trattasse di un bagno l'ho potuto immaginare, è un minimo di logica perché aveva dei vetri non chiari rispetto a tutte le altre finestre, ma aveva dei vetri diciamo scuri, quindi capivo che non si trattava di un'aula qualunque, e capivo che non si trattava di un'aula pubblica dove uno poteva andare lì e fare cose. Io volevo verificare l'acutezza delle sue doti di osservatore, vedo che lei ricorda particolari con grande acutezza e con molta precisione. Senta, mi può dire, visto che il suo ricordo è caduto su questa circostanza, quali altre persone si trovavano sul luogo? Lei ha fatto riferimento ad un ragazzo? Ad un ragazzo, mi ricordo che la signorina Yolanda, dopo aver chiesto aiuto, si era diciamo, avvicinata a una persona, e questa persona poi io ho visto anche che mi pare fosse munita di una bicicletta. Quindi era un ragazzo, ricorda quanti anni poteva avere? No, lui è giovane, certo, sui 30. Sì. Ed aveva una bicicletta? Mi pare che fosse munito di una bicicletta. La portava a mano o era sopra la bici? No, ancora non l'ha inforcata. Ricorda che abbigliamento aveva? Sì, aveva una tuta da lavoro blu. Una tuta da Una lavoro? tuta da lavoro, sì, adesso azzurra. Comunque un indumento blu da lavoro. Senta, e chi altro ha visto? Al momento poi non ho più visto nessuno. Quindi solo questa persona? Sì, questa persona che mi è andata, l'ho notata perché ecco, aveva una capigliatura poi riccia, folta, e niente, basta. Poi ecco,
Al momento non c'era più nessuno. Poi dopo si sono avvicinate altre persone, ma dopo che già si era avvicinato questo medico. Senta, quando è passata l'autovettura, lei che cosa ha fatto? Mi ha detto che proveniva dalle sue spalle. Sì, mi sono spostato leggermente per agevolare il passaggio della macchina, perché io camminavo proprio sulla carreggiata, non stavo sul marciapiede. Ha dovuto fare molti passi per consentire il passaggio dell'auto? No, un minimo. Perché era un'auto di piccole Sì, di dimensioni. piccole dimensioni. Quindi è bastato un passo, te le ricordi? Mi sono spostato verso la destra, verso l'interno. Sì. Un attimo, anche col corpo, basta. Sì, comunque Appena un accenno. appena un accenno. Senta, lei ricorda se le ragazze si sono spostate anche loro per far passare l'autovettura? No, non si sono spostate. Può dire perché non si sono spostate, se è un suo ricordo, una sua deduzione? Ma perché la macchina nel passare poi ero più io che intralciavo, perché ero quasi che non camminavo proprio decente al marciapiede, ero quasi nel centro della carreggiata, che loro che andavano tranquillamente mantenendo la loro destra. Quindi nel momento in cui passava questa autovettura a fianco alle ragazze, lei ha sentito questo rumore Sì. sordo Sì. e soffocato. Lei ha guardato in quel momento che cosa? Ho guardato il complesso, ho guardato, diciamo... Ha già dato una risposta. Prima ha visto cadere la ragazza, quindi ha voltato la testa verso destra e ha dato uno sguardo alla sua destra. Ha già dato una risposta 2 o 3 volte. Anzi, Sì, Presidente. è inutile ripetere, far Non mi ripetere sono al testo le distratto, stesse ma io risposte. volevo una conferma perché avevo bisogno di sapere se il suo ricordo era più o meno Ma ha detto 3 o 4 volte la stessa cosa. perfetto. Ce la ripetiamo la quinta Presidente, volta, se siamo la sesta tutti volta, ripeterà d'accordo sempre la sul stessa cosa. punto, io devo fare una contestazione in relazione al verbale del 16 di maggio. Il ditta dice, a domanda risponde, al momento dello sparo la ragazza guardava davanti a sé in direzione di Viale Regina Margherita. Lei ha chiesto dove guardava lui. Aspetta, prima faccia la domanda. La ragazza guardava chi? Dunque, prima Verso che cosa? dello sparo sono sicuro di aver incrociato gli occhi di questa ragazza. E ripeto, mi è venuto lo sguardo spontaneamente guardando queste ragazze. L'ho incrociata, ci siamo guardati nello sguardo, dopodiché, prima ancora dello sparo, lei mi ricordo che chiacchierava e ha distolto lo sguardo, cioè non ci guardavamo più. Il passaggio della macchina, io per far passare la macchina ho distolto lo sguardo da loro. Al passare della macchina non guardava più me la ragazza, non ci guardavamo più negli occhi, guardavo io la ragazza ma lei non guardava più me. Adesso, Insomma, adesso può fare la contestazione. Insomma, nel momento in cui la ragazza è stata colpita, lei la stava guardando o non la stava guardando? Non guardavo fissa la ragazza, guardavo il complesso, guardavo dritto, guardavo... Sì, ma guardando il complesso, la vedeva la posizione della ragazza o non la vedeva? Quando ha sentito il botto, Sì. i suoi occhi cadevano sulla ragazza o no? Sì, Guardava la ragazza o no? Nel momento in cui ha sentito il botto. Sì, guardavo la ragazza, non guardavo allora nel guardava la complesso. ragazza, dunque, in grado oggi di ricordare se la sua testa era orientata in avanti rispetto alla direzione di marcia. Beh, io mi trovavo dalla parte opposta e quindi già avevo la testa io inclinata, adesso guardavo e lei non so se esattamente, comunque non guardava il dritto, non guardava, questo sono sicuro, che non guardava, gli occhi non erano rivolti verso l'alto. E dove erano rivolti? Beh, penso che siano stati rivolti, guardava i passi, penso che siano No, non per terra. deve dire penso, deve dire quello che ha visto. Le sue Allora, supposizioni non ce le deve raccontare. Sì. Quello che ha visto, quello che ricorda di avere visto. Se è possibile avere la lettera verbale lo confermo. No. Io vorrei prima avere Non una si risposta. preoccupi, il termine contestazione non è un'offesa, capisce? Non è un'offesa. Se vuole fare la contestazione la faccia adesso. Io preferirei che il ditta, nei limiti del possibile, si sforzasse di ricordare che cosa vide quella mattina.
Se poi vediamo che è proprio Ma impossibile... non sono state fatte queste domande dal pubblico ministero? Sì, Presidente, sono state il fatte. pubblico ministero ha fatto una domanda e il DIT ha detto che non ricorda perché non ha visto la ragazza in quel momento. Ora apprendiamo una cosa diversa, che invece la guardava. Allora se la No, Ditta guardava... ha detto che guardava il complesso, cioè il panorama all'interno del quale erano contenute anche le sagome delle ha due detto ragazze. che la ragazza era Comunque, molto... qual è la domanda che vuole fare, avvocato? Sto cercando di sollecitare la memoria del signor Ditta. Appunto. E che in si che ponga- modo adesso la sollecitiamo? In che modo? È in grado di ricordare in che posizione si trovasse la ragazza in quel momento in cui lei ha sentito lo sparo o il rumore soffocato? Allora, prima dello sparo posso dare la certezza che la guardavo, ci siamo incrociati con gli occhi, dopodiché ha distorto lo sguardo dai miei occhi, è passata l'autovettura e io ho guardato il complesso, guardavo dritto avanti a me e nella mia sinistra avevo queste due ragazze, però non posso, non la guardavo esattamente. Non ricorda neppure se per caso si era girata a parlare con la sua amica? Ricordo che parlava, questo sia ad alta voce. Senta, insomma, allora, io le contesto che nel verbale del 4 giugno del 1997 lei dice dinanzi... Sì, va bene, comunque, siamo nella squadra mobile. La mia attenzione era rivolta verso di loro. Prima che la Marta fosse colpita, il mio sguardo ha incrociato il suo, per poi girare la testa verso destra, per continuare a parlare con la sua amica, e in questa posizione è stata colpita. È vero questo ricordo o non è vero? Non c'è nessuna contraddizione, Presidente, tra quello che ha detto. Dov'è la contraddizione? Ha detto la stessa identica cosa. Ho l'impressione che in Ma se non questo c'è momento a noi ha dichiarato che non ricordava bene. Sì. Adesso che... Adesso confermo quanto ho detto nel verbale, cioè che la ragazza chiacchierava, parlava con questa sua amica Yolanda e nel parlare ricordo che parlava ad alta voce, a me mi è andato lo sguardo, ripeto, prima per la sua bellezza e poi in un secondo tempo per parlare ad alta voce è andato ancora il mio sguardo su di loro. Però non ricordo... Signor Ditta, Aspetta, però non ricordo solo, dica. Però non ricordo se avesse esattamente la testa girata completamente alla destra della Yolanda Dicci. Signor Ditta, che oggi lei non ricordi con molta precisione, questo può essere anche possibile. Sì, ma comunque La mia dato domanda che è ha un'altra. parlato di un non ricordo o di un ricordo impreciso, La mia si domanda è acquisisce diversa. il verbale nella parte contestata. Ecco, come lei dice che è in questa posizione che è stata colpita, cioè nel girare la testa verso destra per continuare a parlare con la sua amica. Questo ricordo all'epoca era molto più prossimo, lo conferma? Sì, lo confermo. Scusi, Io non ho altre Presidente, domande. rispetto alla contestazione che ha fatto, se l'avvocato Petrelli legge l'intera frase si capisce meglio il concetto. Perché Ma dice- veda, avvocato, l'acquisizione del verbale nella sua interezza serve proprio a questo, perché la Corte può capire la significazione vera e completa della frase nel contesto. Presidente, chiedo scusa, anche se può essere prematura, una precisazione che ovviamente le contestazioni, essendo state attinte da tutti e tre i verbali resi dal DIT, si chiede l'acquisizione di tutti e tre i Sì, verbali. ma sempre in relazione ai punti contestati. Scusi, un ultimo punto. Lei ha detto appunto di aver udito questo colpo, di aver visto la ragazza cadere, di essersi poi avvicinato e di aver chiamato il 113. Io volevo che lei ci specificasse in maniera un po' più dettagliata quello che lei ha fatto e quello che è accaduto dal momento in cui ha visto la ragazza cadere al momento in cui ha chiamato il 113. Quello che ho fatto, cercavo un po' di rendermi conto della situazione di quello che era accaduto, anche perché, le ripeto, sentendo la ragazza che diceva hanno sparato, anch'io ho avuto un attimo un po' di paura. E quindi dopo aver visto la Marta sdraiata con la schiena per terra e quasi con le gambe completamente chiuse perché è caduta all'indietro, questo lo ricordo, è caduta all'indietro, non è caduta in avanti, ho visto che la ragazza non muoveva affatto nulla del corpo, non dava più segni, niente, aveva gli occhi, mi ricordo che inizialmente aveva gli occhi aperti. Lei l'ha visto, mi scusi se la interrompo, l'ha visto dopo che si è avvicinato oppure l'ha visto, oppure lei prima di avvicinarsi si è fermato
io questo vorrei sapere. Sì, cosa al ha momento fatto lei? quando è caduta, io dopo che l'amica si è allontanata ho guardato prima lo stabile e poi nel frattempo con il mio cellulare in mano compilavo il 113 dopo aver sentito che era stata colpita da un colpo d'arma da fuoco. No, mi scusi, lei ha compilato il 113 nel momento, quindi prima ancora di avvicinarsi alla ragazza? Sì, ma io già la vedevo la ragazza, quindi con lo sguardo, allungando lo sguardo, già vedevo quasi i suoi occhi. Senta, lei ricorda se per caso nel corso di uno degli interrogatori ha ricostruito con chi la interrogava, con la polizia o con il sostituto procuratore, ha ricostruito tutti i movimenti che lei ha fatto Sì. dal momento in cui appunto è stata colpita la ragazza al momento in cui ha chiamato il 113? Sì, L'ha ricostruito proprio Sì. fisicamente, mimicamente? sì. Ricorda, allora le rifaccio la domanda, è in grado di ricordare adesso quanto è passato da quando lei ha visto la ragazza cadere a quanto ha chiamato il 113? No, non ricordo esattamente i minuti, non lo ricordo. Io allora... Saranno passati non lo so, comunque un po' 5 minuti, 10 minuti, adesso non... Dal momento in cui ha effettuato il numero, non parliamo della risposta. Lei ha preso il telefono? Sì. No, mi scusi Presidente, la mia domanda era un'altra. Era quanto tempo è passato da quando ha visto, da quando la ragazza è caduta a quando ha chiamato il 113? Sì, però prima aveva detto che non ha risposto subito il 113, ha risposto Sì, dopo appunto, 12-13 squilli. infatti io Quindi volevo... bisogna anche sapere il tempo intercorrente fra la caduta della ragazza e il momento in cui lui ha incominciato a pulsare. Questo vorrei sapere, infatti. Per questo ho chiesto al testimone che però... Quando ha iniziato a fare i numeri del telefono per parlare con il 113? Non ricordo quanto tempo sia passato, esattamente, non ricordo. Allora io le contesto che nel verbale del 4 giugno 1997 lei ha dichiarato: ribadisco comunque che ho telefonato al 113 nell'immediatezza dello sparo, e cioè dopo aver percorso 4 o 5 metri a piedi a passo normale e dopo un attimo di esitazione dovuto allo smarrimento del momento in cui ho percepito lo sparo, dopo aver ancora girato la testa intorno a me per controllare se vi fosse qualcuno ad aver sparato, ed infine dopo aver chiesto alla ragazza se la ferita soffrisse di epilessia e aver ripetuto per 2 volte consecutive l'operazione idonea ad inviare la chiamata al 113, il quale rispose dopo 15 squilli per averli io stesso contati. Sì. Conferma questa Sì, confermo. ricostruzione? Ha già confermato, ha già detto che ha ricostruito mimicamente questo episodio con gli inquirenti, giusto? Sì. Ricorda quanto tempo l'esito di questo esperimento, quanto tempo è durata questa ricostruzione? 5 minuti saranno passati. Grazie. Presidente, nei verbali dei quali la difesa ha chiesto l'acquisizione c'è la verifica del tempo di cui alla ricostruzione mimica, così come era definita l'avvocatezza, del comportamento di Ditta subito dopo, e si dà atto che dal momento dello sparo, al momento dell'allontanamento e poi la formazione del numero, il conteggio degli squilli a vuoto eccetera, l'ufficio dà atto che sono trascorsi 2 minuti e 15 secondi. Sta nei verbali dei quali la difesa ha chiesto l'acquisizione. Quindi. La difesa sarà, nessuna domanda, la parte civile. Sì, Sì. difesa di Liparosa. Liparosa, scusi. No, la parte civile. E poi lei non l'ha chiesta, la difesa di Parola non ha chiesto, quindi spetta la parte civile. Nel campo diagrammato. Parte civile. Signor Ditta, lei oggi ha esordito dicendo che nel momento in cui transitava per quel vialetto ha udito questo sparo ed ha istintivamente alzato la testa verso l'alto perché riteneva che il colpo provenisse dall'alto, dalla sua destra e dall'alto. Sulle contestazioni del bravo avvocato Petrelli della parte della difesa,
ha poi detto che in effetti la sua attenzione in realtà si accentrò per prima sulle finestre del piano rialzato in corrispondenza di quello che è il bagno, come abbiamo scoperto. Le domando, poiché la cronologia delle sue dichiarazioni, vale a dire prima ho guardato in alto e a destra e poi ho guardato verso il bagno, è così, cronologia storica e la contestazione. C'è un presupposto errato, Presidente, chiedo scusa, c'è opposizione. Prima guarda il bagno e poi in alto, non viceversa. Perfetto, come leggiamo, posso leggere il verbale, Presidente? Allora, lei interrogati il giorno... Può fare la contestazione se c'è già una divergenza, può contestare subito. Il giorno 9 maggio, Presidente, il signor Ditta redige un verbale in cui, credo che mi si dia fede, a differenza di quello che fa l'avvocato Cartolano, della cronologia in cui sono contenute queste dichiarazioni. Il rumore che ho sentito proveniva dal lato sinistro rispetto a come camminavano le ragazze. Punto. Continuando, a questo punto voglio precisare che il rumore in questione proveniva dall'alto. Dopo aver fatto questa affermazione, alla fine viene l'affermazione recata nuovamente sul luogo del ferimento della ragazza, confermo che la finestra su cui si è concentrata la mia attenzione immediatamente dopo aver udito il colpo è la quarta dell'edificio di destra che corrisponde a quella del bagno. Preciso anche che al momento dello sparo le imposte erano socchiuse. Quindi prima dichiara Cartolano. Presidente, questa contestazione l'ha fatta la difesa. Prego? Questa contestazione l'ha fatta la difesa e ha ottenuto già un chiarimento e una risposta, nel senso che per lui dall'alto era quello. Se non volete che io faccia le contestazioni, siano solo Avvocato, siamo in sede di controesame. Quindi io penso che sia legittima la domanda della parte civile. Presidente, chiedo scusa. Si tratta di ottenere, chiedo scusa anch'io, si tratta di ottenere ulteriori chiarimenti e voi avete visto che io ammetto quasi tutte le domande, quindi se per caso può meglio chiarire quello che ha visto, quello che ricorda. Ma se non sapete ancora qual è la domanda che devo fare, e quanto mai utile. Dica, avvocato. Adesso può parlare. Presidente, chiedo scusa, la cosa è curiosa perché io prima di fare la domanda devo porre dei presupposti di fatto. Se pongo dei presupposti di fatto e l'avvocato Cartolano dice che non sono veri, io ho il dovere di leggere per dimostrare che ho ragione. Ci ho detto, vorrei fare la domanda. E adesso lo può fare. No, ci vogliamo arrivare. Abbiamo chiarito tutto e può fare la domanda. Non prima però di aver detto che la seconda risposta che il signor Ditta dà circa la provenienza della finestra del bagno di questo sparo è preceduta, e leggo, dalla dichiarazione precisa che al momento in cui ho udito il colpo l'autovettura di cui ho fatto cenno si trovava alla delle due ragazze. Quindi rispetto al punto da voi indicato come quello da cui presumibilmente è stato sparato il colpo, in corrispondenza della traiettoria del proiettile. Ciò premesso, la domanda è: quanto ha influito nella sua ricostruzione questa indicazione che le è stata fatta di provenienza presunta del colpo del proiettile? E soprattutto, se lei dovesse oggi, come ha fatto in apertura di udienza, secondo la sua memoria, ricordare da dove proveniva questo colpo, cosa ci può dire? Posso dire con certezza che il colpo era alla mia destra, ma lontano da dove mi trovavo io. Non era così vicino alla mia destra, era alla mia destra ma lontano, l'ho sentito molto lontano questo colpo. Mi è venuto spontaneo, ripeto, girarmi verso destra, guardare in generale e in particolare ho guardato questa finestra, ma ho guardato questa finestra in particolare... Ma mi scusi tanto, Ditta. Mi scusi tanto, quanto era distante? Ma vuoi sostituirti alle mie domande? Io mi fido, se tu ti sostituisci alle mie domande io mi fido di te. No. Calma e pazienza. Ero distante diciamo, non ero tanto distante da questa finestra dove io ho fissato lo sguardo. Ecco. Non ero. Quindi lei si rende conto di questa contraddizione? Se il colpo viene da lontano e lei lo riferisce poi a una finestra che era vicino, c'è qualcosa che non funziona. La domanda, signor Ditta, è questa:
quale valore hanno le sue dichiarazioni? La prima, dalla quale si dice che il colpo proviene dall'alto, da lontano. No, un momento. Questo giudizio consenta, lo lasci la Ma cosa. siccome si parla di sensazioni, Presidente, io non ho altre domande, grazie. Grazie, sempre parte civile, con calma. Forse lei è stanco perché è stato per la prima volta sottoposto a troppe domande. La sensazione che lei ha avuto, la percezione anzi di questo colpo, lei l'ha chiamato colpo sordo, soffocato eccetera, era comunque un colpo diverso dai rumori che subito prima o subito dopo o che attraversando la strada lei aveva potuto percepire, per esempio il rumore di una macchina? Sì, molto diverso. Molto diverso. Lo era anche descritto, così come richiesto peraltro dalla difesa, a contestazione addirittura come se fosse un fucile esatto, di una parte e così questo tipo. Sì. Esatto. Lei può escludere che questo colpo, l'ha già detto in verità, ma non ha escluso questo, provenisse dalle sue spalle o dalla sua sinistra? E lo escludo che provenisse dalle mie spalle. E dalla sua sinistra? Lo escludo dalla mia sinistra. Allora siamo sicuri che veniva davanti? Davanti, destra. Destra. E ha già precisato lontano, cioè nel senso che, ecco, lontano come lo può definire, come lo può quantificare? Beh, lontano, oltre che lontano, cioè l'ho sentito lontano, quantificarlo adesso non so, 10 metri, 8 metri, 10 metri. Mentre lei cammina verso il tunnel, lei va verso sì, io vado verso il tunnel. Tanto per intenderci. E stava a quanti metri dalle due ragazze? 5-6 metri. Come? 5-6 metri. 5-6 metri. La macchina arriva quando sta a che distanza invece? Cioè la macchina al transito della macchina. Ecco. Mi sarà avvicinato un metro e mezzo. Cioè lei continua a camminare? Io continuo a camminare nella mia direzione, andando verso il tunnel. Un metro e mezzo? Per andare verso il tunnel. Quando la macchina mi passa e mi sposto, la faccio passare, e quindi nel momento in cui mi sposto leggermente, mi sposto verso la mia destra, la macchina passa, e al passaggio della macchina ho sentito questo rumore e la ragazza... Lei ha detto prima, se non erro, che sente il rumore esattamente quando la macchina è all'altezza di Marta Russo. Sì, proprio all'altezza di Marta Russo. Anzi, mi pare che in una delle dichiarazioni ha precisato che se avesse aperto... Sì, sono sicuro. L'ha precisata davanti a noi. Appunto. Sì, no, siccome c'è stata un po' di confusione nelle cose, volevo ricordare. Senta, lei prima ha detto che il suo sguardo si è incrociato con quello della Marta Russo poco prima di questo episodio. Quando lei si sposta sulla destra, lei ha notato, gli è stata fatta già la contestazione, ma voglio un chiarimento. Se la ragazza si è spostata, la testa, il capo della ragazza si è spostato verso destra rispetto al momento in cui vi siete incrociati con gli sguardi? Mi ricordo che parlava e nel parlare chiaramente se una persona sta sulla destra non è che si gira sulla sinistra. No, lei risponde solo quello che può aver visto e notato, non quello che naturalmente, perché io posso parlare anche, siccome mi passa una macchina vicino mi giro verso la macchina per ipotesi. Vorrei capire se l'ha notato e che cosa ha notato esattamente. Ho notato esattamente che la ragazza parlava, dialogava ad alta voce con la signorina Yolanda. Ok. Bene, senta, lei prima ha detto anche che la sua attenzione è stata richiamata anche da questo sparo sordo eccetera, ma anche perché la ragazza, la Yolanda, ha gridato hanno sparato. Sì. Qual è il momento in cui la sua attenzione è stata più richiamata? Il colpo o le urla della ragazza Yolanda? No, il colpo. Il colpo, che è stato immediatamente precedente alla grida della Yolanda Ricci. Sì. Nella strada erano parcheggiate le macchine, lei non ha saputo, non ricorda, mi pare che abbia detto prima, se erano a destra o a sinistra o da tutte e due le parti e se erano una spina o meno. Sì. Adesso può rifletterci un attimo e ricordare, se ricorda, dirà che non... No, sinceramente non lo ricordo. Ma se c'erano da tutti e due gli angoli, da tutti e due i lati della strada, questo lo ricorda? Sì, erano No,
non ricorda se erano a spina o dritte. Voglio sapere se ricorda la presenza di macchine. Sì, c'erano presenti delle macchine. Domande simili furono fatte nel corso delle indagini preliminari, perché se sono state fatte non sarebbe male contestare quello che ha dichiarato. Fanno parte dei tre, siccome è stata chiesta l'acquisizione. Sì, no, una cosa è l'acquisizione, una cosa è la contestazione. Sì, prego. Io ho anche specificato non sono che state fatte, Presidente. noi utilizzeremo i verbali soltanto nelle parti contestate. Leggere tutto il verbale non significa utilizzarlo. Perfetto. Tutto. Però non vorrei sbagliare, ma non mi pare che sia stata fatta una domanda specifica su questo punto. Non mi pare, però posso rileggerla, magari se me la trova il collega. Non sono state fatte parte civile. Non sono state fatte, ecco. Non sono state fatte. La ragazza, la Yolanda, ecco scusi, le due ragazze, prima ovviamente non fanno, camminavano perfettamente appaiate o c'era una che camminava leggermente più avanti dell'altra, sia pure appena appena? No, mi sembra che fossero perfettamente appaiate. Tutta la fase in cui lei ha seguito, meglio, ha guardato le due ragazze per i motivi che ci ha detto, ha rilevato che le due ragazze camminavano appaiate. Sì. Non si sono mai, diciamo, una è andata un po' più avanti e l'altra più indietro, non mi interessa quale delle due, non lo vedo. Ancora esiste in quella specie di viale che porta poi al tunnel una scala in ferro? Sì. La ricorda? Sì. Sulla sinistra o sulla destra? Beh, sulla mia sinistra. Sulla sua sinistra. Le due ragazze, quando la Marta è stata colpita, a che distanza erano dalla fine della scala in ferro, cioè quando la scala in ferro arriva per terra? Si ricorda? No, non lo se erano ricordo. molto vicino, lontane, l'avevano superate? L'avevano superata comunque. L'avevano superata? Sì, l'avevano superata. Ma di poco spazio o tanto? Non ha presente? Beh, calcolando che là ci sono delle macchine, poi c'è il marciapiede, adesso non so, comunque l'avevano superata alla fine della, diciamo, la discesa. L'avevano superata. Lei prima ha detto, rispondendo alla domanda di uno dei difensori, che le due ragazze erano più indietro, testuale, rispetto alla finestra del bagno. Sì. Cioè non avevano ancora raggiunto questa finestra. E quanto, secondo lei, se l'ha potuto rilevare, siccome dopo lei ha riguardato questa finestra del bagno, quanto prima erano? Cioè più indietro rispetto al loro servizio? Saranno state una finestra indietro. Una finestra indietro. La Yolanda, se le ricorda, dopo il colpo, cosa esattamente ha fatto la Yolanda Ricci? Ricordo che appunto si è messa a strillare, hanno sparato più di una volta, mi sembra l'abbia ripetuto, e si è allontanata entrando sul marciapiede, proprio entrata sul marciapiede, e niente, dopodiché si è avvicinata a questa persona e basta. Una persona con la tuta? Sì. Quella persona con la bicicletta, con la Sì. Lei ricorda, ha notato se per caso la Yolanda Ricci ha guardato da qualche parte, a destra, a sinistra, davanti, in alto, in basso, gridando? Sì, no, questo non lo ricordo. Non lo ricordo, è gridato solo, non lo ricordo. Non lo ricordo. Senta, la macchina di cui parliamo, quella che è passata e che ha incrociato, si è fermata, è andata avanti, che cosa è accaduto? Che fine ha fatto questa macchina nel suo La macchina, diciamo, ha smesso di marciare un paio di metri dopo, un po' dopo, quasi arrivata sotto al tunnel, un po' prima di entrare nel tunnel ha smesso di marciare. Mi ricordo che ho aperto lo sportello e poi sinceramente non ho più guardato la macchina. Cioè si è fermata? Sì, si è fermata, ha aperto lo sportello e poi non ricordo più la macchina, ma la mia attenzione è andata altrove, insomma. Ma non ha notato se questo, il conducente o la conducente? No, era un uomo, mi sembra. Un uomo. È sceso, è venuto verso... Sì, sì, è sceso, dall'autovettura è sceso. Ok. Senta, su quella... Sì, comunque ha chiesto anche cosa è successo, mi dovrebbe aver chiesto cosa è successo. Io mi ricordo un uomo che si è avvicinato, è sceso da questa macchina. È un giovane, un anziano? No, una persona non giovane, insomma. Una persona... Lei non lo conosceva? No. Sulla scala di ferro di cui parlavamo poc'anzi, vi erano persone, ha notato se c'era qualcuno? No, non ho notato affatto. Né prima né subito dopo il fatto che lei ha detto prima che si sono avvicinate delle persone. Sì, si sono avvicinate persone, ma non ricordo se sono scese da quella scala. Le persone me le sono trovate accanto, lì sul fatto, ma non ho visto da dove venivano. Cioè potevano venire dalle sue spalle? Dalle mie spalle? No, davanti sicuramente non credo che venissero sicuramente dalle mie spalle.
Lei non ha visto materiale fisicamente, potrei dire, cadere Marta Russo? No, l'ho vista fisicamente cadere. Lei mi ha detto prima, ci ha detto prima che c'era questa macchina a fianco. Ho visto il tetto della macchina, poi ho visto la ragazza, ma quando la macchina è oltrepassata l'ho vista cadere, ho sentito il rumore. Quindi l'ha vista cadere? Ricordo, potrebbe descriverci, per l'impressione che lei ha avuto in quel momento, come è caduta questa è caduta, ho sentito una cosa che ricordo benissimo, il rumore dei tacchi, ha sbattuto i tacchi nel cadere, ha sbattuto i tacchi e poi è caduta all'indietro, e ricordo che era appoggiata con schiena per terra e le gambe le aveva chiuse su se stessa ed era appoggiata per terra. Scusi, un'ulteriore precisazione, l'ha vista cadere, come posso dire, afflosciarsi su se stessa o cadere? No, cadere diciamo bruscamente. Com'è? Bruscamente, non è caduta accasciandosi, non è stato un accasciarsi, è caduta bruscamente, di colpo, insomma. Ha fatto anche il rumore nel modo di cadere, nel suo stesso corpo. Cioè è caduta direttamente all'indietro? Sì. Cioè come è caduta, lei l'ha vista poi supina evidentemente, sì. Così era? Sì, è caduta all'indietro. Ha fatto, si è potuto percepire, capisco che l'attimo è stato proprio fuggente, diciamo, qualche movimento, qualche scatto, dopo aver sentito questo colpo che poi ha attinto la Marta Russo. E lei ci ha detto, però lei ha guardato prima la ragazza, o meglio, guardava la ragazza, ha fatto qualche movimento, qualche scatto, o è caduta così, come l'ha descritta in questo momento? No. Mezzo passo avanti, mezzo passo indietro, girata su se stesso, qualcosa del genere. Ha notato un particolare di questo tipo? No, non ho notato, ricordo solamente che è caduta bruscamente indietro, ricordo questo. Okay. Quando lei ha guardato verso le finestre, non mi pare che sia preciso, ne ha vista qualcuna socchiusa e qualcuna aperta? Mi pare che così abbia detto, oppure, scusi, se può ripetere su questa circostanza? Sì, ho detto che quella finestra era non era chiusa, ma era accostata, era socchiusa. Quale finestra? Quella che ho detto dove... Quella del bagno, sì. Lei ha saputo dopo che era il bagno? Sì, ho saputo dopo. Okay. Ho visto i vetri che erano bianchi e basta. Scusi, ma questa finestra di cui stiamo parlando era a che altezza rispetto a lei? 5, no? Era più alta, più bassa? A che altezza rispetto a me? No, è un seminterrato, non è un interrato, un seminterrato, non è neanche un primo piano, altezza diciamo quasi terra, un po' distaccata da terra ma non è proprio alta. Ok. E questa era socchiusa? Sì. Invece altre che le hanno richiamato la sua attenzione? Ho guardato l'edificio nel complesso, però alcune erano aperte, le ripeto adesso non ricordo quali erano aperte, alcune erano aperte, altre chiuse. Comunque non c'era nessuno alle finestre? No. Subito dopo il colpo, e cioè quando è stato esploso il colpo e la ragazza è caduta precipitata in terra come lei ci ha descritto, c'è qualcuno che ha notato per caso se sia stato qualcuno che si è affacciato? E se sì, a quale delle finestre? Beh, dopo che è successo il fatto, passato un po' di minuti, adesso non so quanto, anche un bel po', io ho continuato a guardare, c'erano tutti studenti affacciati sulla mia sinistra anche, adesso non so sulla destra, comunque c'era qualcuno affacciato. Lei non è in grado di focalizzare e di dirci da quali delle finestre si sono affacciati gli studenti o altri? No, non sono in grado di focalizzare. Non ricordo neanche se ci sono state delle finestre dalle quali non si è affacciato nessuno. Beh, mi sembra che dall'edificio destro non ho visto persone. Io se le persone ho visto affacciare alla mia destra, alla mia sinistra, diciamo, dopo che è successo il fatto qualche studente, però a destra poi, nonostante abbia alzato lo sguardo, non ho visto niente. Non ha visto affacciare. E credo che sia l'ultima domanda. Che sta facendo è piana, poi faremo il sopralluogo in verità, è piana che le ricordo è leggermente in salita, in discesa. No, per me era leggermente, mi sembra in salita, ma leggermente, per chi scendeva era leggermente, cioè per loro era leggermente in discesa. Ok. E
Sull'orario dell'ultima cosa, lei ha già detto e ci ha precisato in una delle sue dichiarazioni, però non ricordo se questa frase è stata contestata, lei ha detto, eccolo, interrogatorio reso al PM del dottor La Speranza, la domanda è questa, lei ha già detto alle 11:30 quando è che ha guardato l'orologio? Lei ha detto prima di arrivare all'imbocco di questa stradina. Sì. Ci può dire esattamente, se se lo ricorda, a che distanza prima di arrivare all'imbocco della stradina? Guardi, la distanza non la ricordo, comunque ancora la devo imboccare la stradina io. Siccome lei dice, allora questa è la contestazione, dal momento in cui ho visto l'orologio e a quando ho visto la ragazza cadere ho percorso circa 100 metri a passo normale, in quanto provengo dalla stradina che costeggia la cincia del cantiere. Conferma questa circostanza o 100 metri è un'indicazione di... No, 100 metri sono tanti. Sicuramente, poi indubbiamente se 100 metri adesso per me, non so, ti ripeto, non ho un ottimo rapporto con le distanze. Però ho detto 100 metri, lo ricordo, ho detto 100 metri. E lei quando dice che camminava a passo normale, che intende dire? Un passo normale, una passeggiata. Come una passeggiata. Perciò lei non è in grado però di dirci quanto tempo sia passato dal momento in cui ha guardato l'orologio 11:30, oggi ha detto 11:35, e il momento in cui è arrivato alla stradina, all'angolo della stradina, l'ha imboccata e ha incontrato la ragazza. Quanto tempo, grosso modo? Non lo ricordo, guarda. Non lo ricordo quanto tempo. Io non ho altre domande, grazie. Avvocato Petrucci, sempre parte civile, a specificazione sempre su queste questioni che sollevava l'avvocato Andreozzi. Lei ricorda dal momento in cui vide le ragazze al momento in cui udì lo sparo? Quanto tempo più o meno, quanti metri, se le è più semplice? Quanto tempo è passato? Quanto ho percorso io? Quanto ha percorso oppure quanto tempo è passato? Un metro e mezzo. Dal momento in cui le ha viste a quando ha sentito lo sparo? Quando ho sentito lo sparo. E dal momento in cui lei ha incrociato lo sguardo con Marta, al momento dello sparo, che frazione di tempo può indicare? Scusi, no. Dal momento in cui lei ha incrociato lo sguardo con quello di Marta, come si era ricordato prima, al momento in cui ha inteso lo sparo. Quanto è passato? Sì. Questo era passato neanche un minuto. Beh, se le ha fatto 4 o 5 metri... Ma scusi, lei è uno studente universitario? Sì. Ha l'orologio? Sì. Quindi conosci i secondi, conosci i minuti, le ore. Ecco. Quindi per favore, quando deve rispondere, tenga presente le regole del tempo, quelle convenzionali, quelle rappresentate dall'orologio. Faccia la domanda di nuovo. Ripeto la domanda. Quindi lei adesso ci ha detto che le ragazze le ha avute, per la sua percezione, per circa 4 o 5 metri. Adesso le sto chiedendo, dal momento in cui lei ha incrociato lo sguardo con quello di Marta, al momento in cui ha inteso lo sparo, quanto tempo, quanti passi può aver fatto, quanto tempo può essere passato? Cioè, un'unità di misura ci dia, o sul profilo del tempo dei passi che ha percorso, un attimo, un momento, subito dopo. Avrò fatto 1 metro e mezzo. Da quando ha sentito? Sì, da quando ho visto la macchina, quando ho incrociato lei, ho visto la macchina e poi è successo lo sparo. Quindi molto poco, diciamo. Sì. Lei si trovava sulla destra di questo vialetto e le ragazze dove si trovavano rispetto a... Possiamo dire che si trovava, la macchina è passata tra lei e le ragazze? Questa macchina piccola? No, io ero un po' prima, non ero ancora lì. Loro si trovavano però alla sua sinistra? Loro si trovavano alla mia sinistra, sì. Sempre oltre le macchine parcheggiate? Sempre al di qua delle macchine parcheggiate, sì. Grazie. Difensori? Grazie Presidente. Mi scusi signor Ditta. Avvocato Pietro Nocita, difensore di Liparota. Al momento del ferimento della povera Marta transitava un'auto? Ma l'ha già detto che transitava un'auto, l'ha detto e l'ha ripetuto. Sì, volevo che me lo... No, facciamo subito la domanda allora, pertinente. L'autovettura proveniva alle spalle delle ragazze
o davanti alle ragazze? Ha già risposto, Presidente. Ha già risposto, avvocato, ha già risposto. Per favore facciamo domande nuove, non domande Presidente, io volevo fare queste domande che per avere una sintesi. No, in questo caso allora in questo caso si moltiplicano le domande inutili. La ragazza al momento dello sparo stava parlando con la sua amica? Sì, l'ha già detto, rispondo io, si stava parlando con l'amica. E al momento dello sparo da che parte guardava? Presidente, ha già risposto. Lo sa perché? Perché, Presidente, vorrei contestare che qui c'è questa, benissimo, perfetto, questa variante. Allora, è in grado di dire dove guardava? No, contesti allora, contesti. Vale a dire, il test ha dichiarato al momento dello sparo la ragazza guardava davanti a sé alla questura di Roma in direzione di Viale Regina Margherita. Poi al pubblico ministero il test ha riferito prima che Marta fosse colpita. Non si possono contestare diverse dichiarazioni rese in sede istruttoria, si possono contestare, scusi se faccio opposizione, le diverse dichiarazioni rese oggi con quella eventualmente in sede istruttoria, non tra loro stesse. Un momento. Lui oggi ha fatto una certa dichiarazione e l'avvocato sta contestando tutte le precedenti dichiarazioni che non collimano con le dichiarazioni di oggi. Quindi mi sembra che sia sono le stesse contestazioni fatte dall'avvocato Petrelli, identiche. Questo è un altro problema, avvocato, questo è un altro problema. Allora io volevo far ma siccome l'ho rimproverato più volte, ho un po' di esitazione a richiamarlo di nuovo, a non fare domande nuove. Perdonatemi. Allora lei sul punto, in questo momento, prima davanti alla polizia, nell'immediatezza del fatto, ha dichiarato quanto le ho detto, a forma di contestazione. Successivamente al pubblico ministero ha dichiarato, prima che la Marta fosse colpita, il mio sguardo ha incrociato il suo, per poi girare la testa verso destra, per continuare a parlare con la sua amica e in questa posizione è stata colpita. Lo che ha detto Petrelli. Sì, comunque abbiamo acquisito proprio sul punto il verbale. Mi scusi Presidente, questo sì, l'abbiamo già acquisito il verbale. Ecco, se lei mi avesse detto che erano stati acquisiti i verbali io avrei risparmiato il disturbo alla Corte. Ma non posso bloccarlo, perché altrimenti lei avrebbe detto che sarebbero stati lesi in tal modo, mai. Sui diritti difensivi. Non credo, perché, e io ho un sacro terrore di violarli. Oltretutto nessuno può ledere i diritti che mi competono, grazie. Appunto, come perché nessuno? li faccio valere. Scusa, che è intangibile. La sfera della difesa è intangibile, no, mi permetta. Ma per questo possono essere lesi, altrimenti non si direbbe che sono suscettibili di lesione. Allora, altre domande? Quando è il turno del pubblico ministero, una sola domanda. Allora, no, Presidente, una domanda nuova anche se fosse... Sì, dopo, aspettiamo, seguiamo il turno. Sì, come vuoi. Sì. Lei sente il botto. Nel momento in cui sente il botto, ancora non l'ha detto questo, quanti metri distavano le due ragazze da lei? 5 metri. 5 metri. No, lei aveva detto 5 metri quando aveva posato gli occhi su di loro. Sì, ecco, siccome poi ha fatto un metro, ha camminato. Sì, ho camminato, quindi 4 metri. Ecco, 4 metri. La caduta della ragazza fu simultanea al colpo, al botto? Sì. Simultanea. Lei a quella distanza, 4 metri, ha notato del sangue sulla pavimentazione? No. Lei ha fatto il servizio militare? No. Lei ha pratica di armi? No. Lei ha mai assistito a qualcuno che sparava a poligono o esercitando la caccia? Sì, esercitando la caccia, ho sentito colpi di fucile vedendo gente che cacciava. E colpi di pistola li ha sentiti prima? Sì, anche. In campagna, magari andando a caccia. Vuole qualche domanda? Qualche domanda? No, però è precisato che l'ha sentito in altre occasioni. Pubblico ministero? Sì, un secondo, prego.
No, volevo solo sapere le due ragazze come erano rispetto al punto che poi ha attirato la sua attenzione, ossia rispetto alla carreggiata, chi era all'interno vicino al marciapiede e chi era dal lato strada, dal lato carreggiata. All'interno vicino al marciapiede c'era Yolanda, sì. Sulla sinistra di Yolanda c'era la signorina Marta Russo. Cioè, sulla sinistra di fronte a lei, no, sulla destra. Se lei viene in fronte. Io vado di fronte, sulla mia sinistra Sulla tua sinistra c'erano due ragazze. Due ragazze, sì. La più vicina alla strada chi era? La più vicina? Alla strada, la signorina Marta. La più vicina a lei? Sì. Certo. Pubblico ministero. Era una sua domanda che in realtà è una precisazione. Quando lei ha dichiarato in questa posizione la ragazza è stata colpita, sì. Per colpita cosa intende? Perché se noi parliamo di una bastonata uno vede l'attimo in cui una persona viene colpita dal momento in cui il bastone raggiunge la testa. Siccome stiamo parlando di un colpo d'arma da fuoco, volevo sapere appunto lei cosa intende in quest'attimo la ragazza è stata colpita. Cioè in quell'attimo intendo non nel momento magari come ha detto lei dell'esempio della bastonata. Quindi lei non ha visto il colpo che attingeva la ragazza? Come scusi? Non ha visto il colpo di arma da fuoco che Cioè il attingeva? proiettile doveva vedere, il pubblico ministero No, doveva sulla vedere testa, sulla testa. Lo dico. No, non l'ho visto. Il Quindi da che cosa ha dedotto che la ragazza è stata colpita? Cioè il termine per lei colpita? Sì, l'ho dedotto perché è caduta nel momento in cui c'è stato lo sparo. Quindi lei ha ricollegato lo sparo al momento in cui cadeva? È caduta, sì. Grazie. Presidente, il pubblico ministero chiede di esibire. È stato identificato. Quello non ce la sapeva, quello non lo sappiamo. Il pubblico ministero ha concluso e chiede di esibire sia i verbali oggetto di contestazione e sia i tabulati da cui risultano le telefonate effettuate dal cellulare del ditta e la relazione del 118 al 113 del. Riguardo le documentazioni c'è obiezione da parte vostra? No, forse no, ma credo che siano. Chiedo scusa Presidente, in parte sì, così per quanto riguarda il tabulato no, per quanto riguarda quelle altre che sono delle relazioni ma non documenti. Sono documenti. Sono documenti. È già stata acquisita in fase preliminare. Quale? Informazione di fascetta. La comunicazione del 118 è già stata. No, c'è una del 113 mi pare, e quindi c'è qualcosa del del 118 che è stato transitato al 113. No, chiedo scusa, comunque le vediamo perché mi pare che c'è qualcosa che forse allo Stato non può essere considerato documento, questo è il discorso. Quindi volevo un attimino. Va bene. Adesso diciamo cosa abbiamo. Allora. Comunque Presidente. È lei che voleva fare una domanda, no? Scusi Presidente, per concludere questa richiesta del collega, per quanto riguarda, siccome sento che c'è una promessa di opposizione nella distinzione tra documento e relazione. Non erano già stati acquisiti i tabulati? No, mi scusi, custodita presso la questura esiste la bobina del 113, quindi della sala operativa, per meglio dire, rispondente al numero 113, quella bobina sulla quale a suo tempo furono registrate quelle conversazioni. A suo tempo la Procura disse di conservarla ed esiste opportunamente custodita presso gli uffici della squadra mobile. Eventualmente la acquisiamo se dovessero sorgere questioni o problemi, ma non credo. Siccome si è fatta fino adesso una questione sull'orario, sui minuti e sui secondi, quella comunque, è una guardate, Noi abbiamo estromesso le relazioni, guardate le documentazioni. Noi abbiamo estromesso una informativa d'Igos del 2 giugno. Abbiamo estromesso un'informativa d'Igos del 2 giugno, una nota a Croce Rossa Italiana del 26 luglio. Abbiamo estromesso le relazioni Capocci e Ferlizzi. Abbiamo sbagliato a estromettere i verbali SIT ditta perché poi evidentemente ritenete che sia necessario acquisirli, quindi forse avremmo potuto più utilmente tenerli e basta, quindi altre relazioni, comunicazioni 113 e 118 già ci sono, comunque le riacquisiamo. No. Vediamoli prima di. La relazione Capocci e c'è la relazione Ferlizzi. Ma scusate un momento, tutti questi documenti non facevano già parte, a parte i documenti che sono stati estromessi,
lo facevano già parte del nostro fascicolo, a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte. Se sì, è inutile riprodurli di nuovo. No, Presidente, non... Sì, ma questa è un'altra questione. Se si tratta di una questione di comodità, perché così la Corte può immediatamente, udienza per udienza, controllare i documenti, allora va bene. Esatto, che altrimenti già e fanno comunque parte su questa documentazione non c'è opposizione da parte della controparte. E tutto vale per una cosa che certamente la Corte non ha, cioè questa famosa bobina relativa alle telefonate giunte alla sala operativa il 9 La maggio. trascrizione ce l'abbiamo già, la trascrizione? No, Presidente. Il pubblico ministero possiede la trascrizione? No, Presidente. Eventualmente potete provvedere a produrla alla prossima udienza o nelle udienze successive, Certamente. sull'accordo delle parti. È contestato che sono state fatte No, non è contestato, ma siccome il pubblico ministero parla di una bobina che potrebbe essere utile, che produca innanzitutto la trascrizione. E poi si vedrà se è il caso di acquisirla. Prego, avvocato. Avvocato Delfino Siracusano per Ferrara. Su domanda del Presidente lei ha risposto che conosce il rumore degli spari e dei fucili, perché in campagna... Perfetto. Nei verbali del 9 maggio e del 16 maggio però lei ha avvertito il bisogno di dare alcune specificazioni. Le specificazioni in ordine a questo rumore peculiare, un rumore classico a quello dei fucili ad aria compressa, dice il 9 maggio. Il 16 maggio addirittura specifica un rumore simile a quello che fanno i fucili ad aria compressa del Luna Park. Io vorrei sapere, allorché lei ha risposto al Presidente, ha dato una risposta in relazione ai fucili e alle pistole non ad aria compressa. Sì. Lei invece dice di aver avvertito un rumore tipico del fucile ad aria compressa. È in grado perciò lei di misurare la differenza tra le due situazioni? Sì. Ecco. E conferma questa differenza. A me interessa questo, che se conferma questa differenza, che lei ha avvertito la differenza. Ho avvertito la differenza perché non è stato un rumore aperto, un boato, non è stato un botto tipico di un fucile in campagna, è stato molto più sordo. Solo per questo? Sì. Perché quelli sono gli spari dei fucili in campagna e questi gli spari di una pistola in città? Solo questa è la differenza? No, è stato più sordo, cioè mi è venuto spontaneo a fare la differenza e mi è venuto matematico perché... Vorrei sapere, ecco, lei conferma perciò che si trattava di un rumore tipico dei fucili ad aria compressa del Luna Park? Così come mi ha detto? Mi ha dato quell'idea. Come è stata un'idea? Non mi ha dato quella idea. Ha dato quell'idea? Mi ha dato quella idea. Sì. Io questo volevo sapere. Sì, va bene. Una seconda domanda. Lei è in grado oggi di dirci qual era l'altezza della macchina? L'altezza dalla gomma al sesto? Sì. L'altezza di quella Questa piccola macchina, lei dice, sì. Beh, sarà stata mezzo metro. Dalla gomma un metro. Sarà stata a mezzo metro è troppo poco. A me farebbe piacere, ma mezzo metro è troppo poco. Un metro. Un metro, sì. Nient'altro, Presidente. Possiamo mandare via il test? Sospendiamo 5 minuti? Spendiamo 20 minuti che si possono avanzare, la legge sarà lunga. Allora, per consentire a tutti di eventualmente di passare al bar, sospendiamo per 20 minuti. Riprendiamo all'1:35, va bene? Ricci Yolanda, chiamate.
Buongiorno. Signorina, legga la dichiarazione di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Le sue generalità complete. Dunque, mi chiamo Ricci Yolanda e sono nata a Roma il 7/1 del 76. Residente a Roma? Residente a Roma in via Cremona 52. È studentessa? Sono iscritta al 4º anno di giurisprudenza all'Università La Sapienza. Pubblico Ministero può fare domande. Grazie Presidente. Signora Yolanda, mi rendo conto che chiederle oggi di ricordare quanto ovviamente lei tenderebbe a dimenticare può sembrare doloroso, ma è necessario che lei faccia memoria per ricordare oggi qui davanti alla Corte d'Assise quello che è successo quel giorno 9 maggio. Ecco, se può in qualche modo raccontarci quel giorno, dal momento in cui lei ha visto la sua amica e vi mettevate in quel viale, cosa è successo? Grazie. Dunque, io mi ero fermata qualche minuto prima di fronte alla facoltà di Scienze Politiche per fare una telefonata e Marta era andata invece alla Palazzina Tuminelli dove si trova l'Istituto di Sociologia per vedere la data di un esame e ci siamo lasciati in quel momento con l'impegno di ritrovarci appena io finivo la telefonata e lei appena terminava di vedere la data quindi dell'esame nel viale, in quanto noi dovevamo seguire una lezione di storia economica alla facoltà di economia e commercio che si trova fuori dalla città universitaria in via Castro Laurenziano. Era mezzogiorno e io prima di fare la telefonata ho guardato l'orologio e mi è rimasto impresso la lancetta che si trovava tra le 11:25 e le 11:30. Quindi io mi sono fermata a telefonare e c'era una persona davanti a me che stava telefonando e la telefonata, la sua, sarà durata pochi minuti. Quindi ho telefonato io e la mia è stata altrettanto breve, ho telefonato su un telefonino. Quindi io ho finito di telefonare e ho visto che Marta stava tornando verso di me. Quindi io mi sono... Uscendo da dove? Lei stava uscendo dalla Palazzina Tuminelli che si trova adiacente... Dove c'è il commissariato? Esatto, no. Che è adiacente all'ingresso sì. di Viale dell'Università. Noi appunto dovevamo andare lì a Economia e Commercio e noi potevamo fare due strade. O uscire lì da Viale dell'Università e quindi fare poi Viale Ippocrate, oppure uscire dall'ingresso di Viale Regina Elena. Quando io ho finito la telefonata, lei è arrivata, non ci siamo dette passiamo di qua, passiamo di là, insomma è stato un caso che ci siamo girate e abbiamo cominciato a percorrere quella strada. Scusa, dove vi siete incontrate? Davanti ai telefoni di Scienze Politiche, sì. Perché lei stava venendo, quindi io gli sono andata leggermente incontro, portandomi sul marciapiede che si trova sulla sinistra. Quindi Marta è venuta e abbiamo incominciato a percorrere la strada e lei mi stava sulla sinistra, quindi io sulla sua destra. Abbiamo percorso quella strada e abbiamo attraversato il tunnel che si trova lì in quella strada. Poco dopo il tunnel noi stavamo chiacchierando come tante altre volte, stava parlando lei in quel momento. A un certo punto ho sentito un colpo, sono state frazioni di secondo, e quindi non è che mi soffermavo a pensare alle cose, però comunque questo colpo mi ha attirato l'attenzione e ho capito che era un colpo d'arma da fuoco. Io non so cosa guardavo in quel momento, probabilmente guardavo per terra. Con la coda dell'occhio ho visto le gambe di Marta già per terra. Io ho avuto un attimo di paura, panico e io ero quindi sulla destra di Marta e avevo accanto le macchine parcheggiate a Spina e io ho sentito questo colpo e mi sono abbassata come per nascondermi tra le macchine
Però in quel momento ho visto un signore che aveva indossava una tuta blu. Mi ricordo questa tuta che era insomma abbastanza usata, insomma non era un blu, era un blu un po' non usata, insomma abbastanza vecchia come tuta. E quindi l'ho visto, allora gli sono andata incontro e mi sono nascosta praticamente tra le sue spalle perché lui mi stava guardando. Lui non so se entrava o usciva da una porta che si trova lì sulla destra nel palazzo dove si trovano le aule di giurisprudenza. Mi sono nascosta dalle sue spalle, l'ho afferrato dalle spalle e ho detto hanno sparato. Non mi ricordo com'è questa persona, però mi è stato detto poi che era un addetto alle pulizie. Mi ricordo lo sguardo di questa persona che lui ha annuito con la testa dopo che io ho detto hanno sparato, però mi ha dato l'impressione di non, cioè forse ha annuito perché io lo scuotevo, quindi non penso che, mi ha dato l'impressione che non aveva capito quello che era successo. Sono passati altri secondi e io poi a questa persona non ho detto più niente, lui non mi ha detto nulla. Io non vedevo Marta e allora ho ripercorso quella parte del marciapiede che avevo fatto e sono arrivata nel momento in cui Marta aveva gli occhi sbarrati, in quel momento la chiusi. Io l'ho chiamata ma non mi ha risposto e non si è mossa. Io sono rimasta ferma lì in quel punto a fissarla, non so che cosa pensavo, comunque ero rimasta lì ferma a fissarla. Non so quanti minuti, comunque il tempo che poi arrivassero delle persone. Mi ricordo una ragazza bionda che è stata la prima ad andare lì a sentire il polso di Marta, insomma, e mi ricordo che ha detto il cuore batte. E poi io dicevo le hanno sparato e nessuno lì mi dava ragione. Questa ragazza bionda diceva che quel colpo era tipo come una lattina che era sotto, che era stata schiacciata da una ruota di una macchina. Poi mi ricordo una signora, che non mi ricordo com'è fisicamente, comunque una signora che ha detto questo è un attacco di epilessia. Io ho detto io non conosco persone che soffrono di epilessia, però Marta non si muove, è ferma. E lei mi ha detto no, può prendere anche così, mia figlia soffre di epilessia da diversi anni. Io comunque insistevo, no, hanno sparato, in quel momento i capelli di Marta si sono sporcati di sangue. E io quindi insistevo, hanno sparato. Però non riuscivo a stare lì ferma a guardare Marta, quindi mi spostavo. Mi ricordo di essermi spostata sul lato adiacente al palazzo di filosofia, dove stava filosofia. Alla sua destra o alla sua sinistra? Cioè, nel senso, venendo dal tunnel stavo sulla sinistra e mi sono appoggiata ad una macchina. In quel momento è passata una mia amica, Letizia, e le ho chiesto di rimanere lì con me. Non conoscevo nessuno e aveva una bottiglia con dell'acqua e le ho chiesto da bere. E poi sono arrivati due signori che hanno praticato la respirazione a Marta e in quel momento è venuta una signora bionda che io non conoscevo, è venuta lì e mi ha chiesto, cioè mi ha detto di calmarmi, insomma, di non agitarmi e mi ha chiesto se volevo qualcosa dal bar. E io le ho risposto che avevo già bevuto, invitando la mia amica, dicendo che mi aveva dato da bere. Questa signora mi ha chiesto, questa signora che io poi dopo a luglio ho conosciuto e so che si chiama la signora Giuliana Olzai, questa signora mi ha chiesto se
Marta soffriva di qualcosa e io le ho risposto di no. Sapevo comunque che qualche mese prima Marta aveva fatto delle analisi perché si sentiva un po' stanca, però erano analisi che è andate tutte bene, quindi stava bene Marta. Poi è arrivata l'autoambulanza, quindi Marta l'hanno portata sopra e c'era la borsa e la giacca di Marta per terra. Allora la signora mi ha chiesto di prendere la borsa, però non ho avuto tempo di rispondere perché l'infermiere poi ha preso la borsa e l'ha messa sull'autoambulanza. Poi ancora la signora mi ha chiesto di andare sull'autoambulanza insieme a Marta e io le ho risposto che volevo andare a casa in quel momento, che se n'è andata poi all'ospedale pomeriggio. Poi ancora la signora mi ha chiesto di telefonare ai genitori di Marta per avvertirli. Io le ho risposto che cosa gli dico, come glielo dico, e poi sentivo qualcuno che diceva ci penserà all'ospedale. Ma ancora non sapeva che era stata colpita da un proiettile? Io ho capito subito che era stata colpita da un proiettile. Sono scappata perché, non so perché sono scappata, però ho riconosciuto quel colpo che era un colpo d'arma da fuoco. Però in quel momento io insistevo, hanno sparato, però nessuno lì mi dava ragione. O chi diceva che era un attacco di epilessia, o che quel rumore era una lattina sotto le ruote di una macchina. Quindi io ero agitata, però sapevo che era un colpo d'arma da fuoco, però nessuno mi dava ragione, quindi non speravo di essermi sbagliata. E poi ecco, in quel momento poi mi ricordo un ragazzo vestito di scuro con un telefonino in mano. Sentivo diverse volte intorno qualcuno che diceva chiamate l'autoambulanza, poi dopo poco sentivo com'è che l'autoambulanza non viene, l'ospedale è qui vicino. E poi ecco, hanno portato via Marta con l'autoambulanza e mi hanno poi portato in commissariato lì all'università. Chiedo scusa, signora, lei durante la sua vita ha mai sentito altri colpi d'arma da fuoco? Io sì, quando ero piccola, quando trascorrevo il Capodanno a casa, la mia famiglia ha una casa in campagna e la sera di Capodanno mio padre sparava. Sparava con una pistola? Sì, una pistola, sì. E una lattina, metteva lì in qualcosa, insomma. Però io non posso dire che sia stato questo, forse a livello inconscio io poi dopo non ho più sentito nessun colpo di pistola. Comunque, insomma. Suo padre aveva una pistola, ci può dire che tipo? Se è un'automatica? No. Non lo so, una pistola so che è molto vecchia perché insomma, l'ha sempre avuto, io ho sempre visto questo. Insomma. Suo padre che lavoro fa? Dunque, attualmente lavora al Ministero di Grazia e Giustizia, però non nella sede centrale, ma agli istituti di prevenzione pena. Sì. Attualmente di preciso ora non svolge, è un perito merceologo adesso e svolge funzioni di consulenza, mi sembra all'ufficio quinto. Quindi penso stabilisce i parametri per le gare. Insomma, ho capito, la ringrazio. Senta, una cortesia, se lei ricorda se nel momento in cui ha sentito questo rumore ha potuto in qualche modo avere una percezione di dove lo stesso venisse. Io sì, quando mi hanno portato al commissariato, dopo poco mi hanno poi riportato sul posto. Innanzitutto c'è stato un signore che mi ha fatto una domanda specifica, indicandomi la finestra del bagno di statistica, se per me quel colpo poteva essere venuto da lì. Io a questa domanda ho risposto con sicurezza, ho detto no, lo escludo nella maniera più assoluta, perché il colpo sarebbe stato troppo in linea col mio orecchio. Io il colpo l'ho sentito da dietro, sulla sinistra, provenire non dall'altezza d'uomo, comunque dalla mia altezza, ma veniva da più in alto. Io avevo indicato il giorno stesso anche la finestra di un'aula
l'aula 4, che è quell'aula che si trova praticamente sopra il tunnel, che congiunge il palazzo dove si trovano le aule di giurisprudenza e il palazzo dove si trova l'Istituto di Filosofia e Diritto, comunque al piano terra il bagno di statistica. Quest'aula ha 4 finestre, io avevo indicato l'aula, quella guardando il tunnel, l'ultima a destra. Chiedo scusa, quindi praticamente lei si trovava al momento del fatto, al momento in cui la sua amica è stata colpita, quasi parallelamente a dove è il bagno, dove è stata indicata quella, perché lei c'è in linea col mio orecchio. Sì, in linea col mio orecchio, infatti era, bene o male era lì, insomma, un po' più avanti, un po' dietro, insomma, comunque Va bene, sono stata poi, ecco. la ringrazio. Io al momento non ho altre domande, mi riservo successivamente in sede dopo aver sentito quella difesa, grazie. Sì. La difesa Scattone. Signorina Ricci, lei ha fatto presente di essersi incontrata con la sua amica dopo una breve separazione, dopo aver fatto una telefonata. Sì. Presumibilmente a che ora ritiene di aver finito di fare questa telefonata? Guardi, è stata una telefonata molto breve in quanto ho chiamato su un telefonino. Comunque prima di telefonare c'era una persona già che stava al telefono, quindi ho atteso poco, ora non so di preciso, qualche minuto, 2-3 minuti, insomma, non di più. Poi ho telefonato io e è stata appunto una telefonata breve, il tempo di dire poche cose, ecco. Penso un minuto, guardi, non di più. Dopodiché vi siete riunite in quel Ci momento? siamo riunite, sì. E che cosa è successo? Dunque, ci siamo riuniti, nel senso io ho finito di fare la telefonata e visto che stava arrivando, quindi gli sono andata un po' incontro portandomi sul marciapiede, quindi sulla parte sinistra, e ho atteso, ecco, qualche secondo in modo che lei mi venisse incontro. E quindi, ecco, ci siamo riunite e abbiamo incominciato a parlare e poi ci siamo incamminati. Ricorda qual era il contenuto della sua conversazione? Sì, certo, sì. Appena è arrivata io le ho chiesto la data dell'esame, in quanto lei mi diceva che avrebbe voluto, ecco, una data e sostenere quell'esame di sociologia verso metà luglio, quindi ecco, le avevo chiesto se è rimasta contenta, insomma, della data oppure no. Poi abbiamo cominciato a parlare di un altro argomento. Io qualche giorno prima avevo consegnato a Marta degli appunti di storia economica, una materia che stavamo seguendo a Economia e Commercio e che poi dovevamo sostenere nel mese di giugno, penso. E storia economica era una lezione che le lezioni erano 3 volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Ora a volte ci alternavamo, nel senso andavo io a seguire la lezione o andava lei, e comunque capitava di andare tutte e due insieme come appunto quel giorno. E l'ultima volta a lezione ero andata io e una nostra amica mi aveva detto che Marta, insomma, quel venerdì le avrebbe dovuto portare degli appunti di appunto storia economica, questi che avevo dato io a lei. E in quel momento io stavo chiedendo a Marta se si era ricordata di portare questi appunti a questa nostra amica. Quindi il discorso proseguiva su questo Ricorda se in particolare lei aveva in qualche modo rimproverato Marta per la circolazione di questi appunti? Sì, avevo rimproverato perché non era un motivo di rimprovero. Io questi appunti li avevo avuti non facilmente, insomma, da un mio amico e mi aveva fatto piacere darli a Marta, in quanto erano, ecco, appunti utili ai fini dell'esame, in quanto vi erano anche delle domande
che la professoressa faceva, insomma, aveva fatto negli appelli precedenti. E io ho soltanto detto a Marta che insomma, non avevo avuto piacere che questi appunti le avesse un'altra persona. Quindi però il seguito di questa conversazione fu, come dire, tenuto da Marta che si giustificava per questa sua condotta. Cioè, è stato un discorso molto, nel senso, tranquillo. Io e Marta non avevamo mai avuto motivi di litigio o comunque di discussioni. Io, ecco, come avevamo un rapporto, insomma, abbastanza aperto, quindi ci parlavamo, ecco, apertamente. Io le avevo detto questa cosa e lei mi aveva detto che, insomma, non ci aveva pensato, insomma, a questa cosa. Comunque io ho detto: guarda, non ti preoccupare, Marta, perché non è assolutamente nulla di E ricorda di se grave. Marta in quel momento fece una qualche battuta degna della sua memoria? Nel senso che io questi appunti l'avevo pagati. E fu questo quello che le disse Marta? E lei mi ha detto che avrebbe voluto, avrebbe comunque voluto dividere, insomma, il prezzo, e io le ho detto assolutamente no. Quindi, mi scusi signorina, lei quindi ricorda esattamente che era Marta che in quel momento le stava momento parlando, stava parlando Marta, e ricorda anche il contenuto delle sue parole? Di quella frase, sì, l'ultima Le è frase. rimasta impresso perché è stata l'ultima cosa Sì, che l'ultima Marta frase ha detto. che ha detto, che poi non ha completato la frase. Comunque, ora le parole precise non me le ricordo, però Marta, ecco, insisteva e diceva che insomma, gli appunti li dovevamo usare insieme, e quindi proprio per questo, insomma, doveva pagare anche lei, insomma. Io dicevo no e lei insisteva. Lei signorina si trovava, come ha detto, sulla destra di Marta in Esatto, quel momento. sì. Mi pare che lei abbia detto che si trovavano delle auto parcheggiate a Spina sul lato Sì, della esatto. strada, Sì. e voi quindi procedevate a fianco di queste autovetture parcheggiate a Spina. Ora, quella è una strada a senso unico, nel senso che le macchine vengono soltanto, in sostanza, da via Regina Elena verso, cioè procedevano verso il tunnel, però, ecco, non è una strada molto trafficata, quindi normalmente. Lei non ha visto se in quel momento passava? Io non mi sono resa conto che poi effettivamente è passata una macchina, però quando poi mi hanno riportato sul posto. Ma lei non l'aveva vista in quel momento? No, non perché aveva avuto io percezione? non lo so, non ho avuto l'impressione, cioè non stavamo notata. parlando, quindi non ho l'ha avuto. notata. Però comunque poi ho avuto la certezza, insomma, se così si può dire, che effettivamente una macchina è passata, in quanto quando mi hanno riportato sul posto io ho visto il punto in cui Marta è caduta, in quanto era per terra. Voi procedevate una accanto all'altra? Una accanto all'altra, sì. Senta, mi può dire lei quanto è alta? Io sono 1,72. Lei porta i tacchi di solito? No, non sempre. Quel giorno non portavo tacchi, no. Portava o non No, portava? non portavo. Senta, mi può dire in particolare se ricorda che tipo di rumore ebbe l'impressione di percepire in quel momento? Io, quando ho descritto questo colpo, l'ho descritto come un rumore simile alle pistole giocattolo dei bambini. Mi ricordo di aver subito descritto questo colpo in questo modo. Senta, lei ha detto prima di aver escluso ai verbalizzanti che il colpo, secondo ovviamente la sua percezione soggettiva, provenisse da una certa finestra. Sì. Non vi è traccia di questa sua risposta, di questa sua affermazione nei verbali? Lei è sicura di averla? Sì, Non è sì, vero? assolutamente sì. Come no? C'è allegato numero 7. Il rumore che ho sentito e che ho riconosciuto come un colpo d'arma da fuoco ritengo che possa essere pervenuto da tiro di noi, ma più in alto della finestra del bagno indicatami dalla polizia, in quanto la finestra stava troppo in linea con il mio orecchio.
Invece il rumore proveniva da più dietro e più in alto. Sì, quindi. Sì, no, ma per carità, questo lo leggo nel mio verbale. Al fatto che ma che non si trattava di una esclusione assoluta, ma soltanto di una valutazione della sua percezione. Guardi, io mi ricordo in quel momento. Volevo questa precisazione, Io mi ricordo, adesso nei verbali le parole precise, comunque mi ricordo che il giorno stesso, quando mi hanno riportato sul posto, io mi ricordo di aver detto lo escludo in maniera più assoluta. Mi ricordo questa risposta. Senta, il rumore in questione, lei lo associa per caso alla provenienza dal tunnel che voi avete lasciato alle vostre spalle? Il tunnel era dietro a noi. Io il colpo l'ho sentito dietro, ma sulla sinistra. Dietro sulla sinistra e comunque su un piano rialzato, cioè nel senso più in alto rispetto. Io devo contestarle che nel verbale che lei ha reso il 10 maggio ha detto il rumore proveniva da più dietro e più in alto, quindi Presidente, è la stessa cosa. Avvocato, ho l'impressione che stia dicendo la stessa cosa, a meno che non ci sia qualcosa di seguito che confermi la sua deduzione. Facciamo parlare l'avvocato, vediamo cosa dice. Quindi, rivolgendo lo sguardo dal punto del presumibile sparo, quindi di quello che secondo la sua percezione era la provenienza dello sparo, ho visto il tunnel e le finestre sovrastanti. Quindi non sembra far riferimento in questa deposizione alla facciata a sinistra, ma al tunnel alle sue spalle e alle finestre sopra. Sappiamo che cosa dice. Io, come ho detto prima, avevo indicato un'aula, l'aula 4, ed è l'aula che si trova sopra il tunnel. Quest'aula ha 4 finestre. Io ho indicato l'aula, la finestra, l'ultima a destra, che è la finestra che è adiacente al palazzo dove si trova l'Istituto di Filosofia del Diritto. E comunque era un colpo che veniva, cioè la finestra, l'ultima finestra era il limite, nel senso che il colpo poteva venire da destra ma non da sinistra rispetto a quella finestra. Ecco, io le devo fare un'altra contestazione che è naturalmente acquistiamo il verbale, che è in contrasto sia con l'una che con l'altra affermazione. Quando lei dice ho avuto la sensazione che il colpo, il rumore, provenisse da dietro alla mia sinistra da una posizione leggermente rialzata. Allora la contestazione la orienta verso una chiarificazione. Che cosa intende dire leggermente quando dice leggermente rialzata? Scusi, dov'è la contestazione? L'espressione leggermente, tutta da approfondire. No, siccome le finestre sovrastanti al tunnel... Sì, abbiamo capito, avvocato, infatti è ammessa la domanda. No, leggermente nel senso... Quando lei usa il termine leggermente, ci racconti la situazione? Ora non so perché ho utilizzato questo termine, comunque io ho sempre detto che il colpo era all'altezza del primo piano. Proprio per questo ho indicato l'aula 4 che si trova al primo piano. Ora, probabilmente... Lei non definirebbe posizione leggermente rialzata quella della finestra dell'aula numero 4? Leggermente rialzata